Una cosa che si evince non solamente dalla scheda tecnica, ma anche girando all'interno dello stabilimento, è che c'è una massiccia presenza di donne in tutti i settori, non solamente nella produzione, anche in quelli dirigenziali. È Certo. una scelta? Sì, diciamo una scelta che inizialmente è stata casuale, poi in un secondo tempo ho avuto fiducia in persone, in donne che nonostante l'antico problema della maternità che in azienda non è mai vista con occhio molto positivo, l'abbiamo superato insieme, abbiamo condiviso con queste persone i loro problemi, ho avuto la pazienza di aspettare, di aiutare queste persone e oggi devo dire che sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti. Abbiamo delle donne nei punti nevralgici dell'azienda, sanno fare molto bene il loro lavoro, sono molto fedeli e soprattutto hanno quel po' in più che effettivamente fa la differenza. Mi spiego meglio, hanno la capacità di essere molto più precise forse degli uomini in molte occasioni. E a riguardo di questa sua grande capacità di interagire con il personale, c'è una targa qui appesa che ha un significato particolare per lei. Ci vuole raccontare la storia di questa targa che le hanno consegnato i suoi dipendenti? Sì, la ringrazio della domanda perché è una cosa che comunque mi ha profondamente toccato. Parliamo del dicembre dell'anno scorso, là dove abbiamo chiuso un ciclo dove la delocalizzazione si era ormai ben installata e dove l'azienda aveva ritrovato un equilibrio indotto purtroppo da situazioni di mercato. Quindi il Made in Italy è stato salvato, il Made in China andava per conto suo, l'azienda aveva di nuovo acquisito la propria competitività e la propria reazione al mercato. In questa fase, parliamo e torniamo indietro un attimo nel tempo, parliamo del 2003-2004, avevamo sicuramente avuto dei problemi proprio perché la delocalizzazione imposta verso il prodotto cinese ha impaurito tutti i nostri dipendenti. Ho cercato e ho trovato in tutti i miei dipendenti, nessuno escluso, la possibilità di parlare, di propormi, di chiedere e di rassicurarli verso il loro futuro. Ero convinto quindi delle mie scelte e lo sono tutt'oggi e durante una cena aziendale classica di fine anno ho ricevuto una targa proprio per la perseveranza con la quale sono riuscito a mantenere in piedi l'attività e quindi tutti i loro posti di lavoro. Giocando un pochino con le parole, anche con i concetti e tenendo conto della forte presenza femminile nella sua azienda, lei vede rosa nel futuro della sua attività? Diciamo di sì, non posso negare che l'azienda sta andando molto bene, abbiamo avuto un trend positivo e ritengo che accomuniamo il colore rosa alle nostre intenzioni aziendali.